alla Polisportiva Terraglio a Mestre, dove le persone disabili fanno riabilitazioni, danni ingenti alla struttura e furto di materiale. Resta grave ma non è in pericolo di vita il 13enne di Pellestrina precipitato dal terrazzo della camera d'albergo dove era in gita a Viterbo. Ricoverato a Roma, i compagni in segno di solidarietà sospendono l'uscita scolastica. Fine vita per il presidente Alberto Stefani, una norma valida solo sul territorio veneto sarebbe impensabile, ribadisce la necessità di un intervento nazionale del Parlamento. Confronto Venturini-Martella blitz degli altri candidati sindaco a Venezia dalle poltrone dell'M9, serve garantire il diritto al dibattito, noi esclusi. Al via la campagna di sensibilizzazione contro il body shaming promossa dall'onorevole Semenzato, prima firmataria della legge che ha istituito il 16 maggio la giornata nazionale presentata oggi all'M9 di Mestre. Ben ritrovati a questa nuova edizione dell'informazione veneziana di Antenna 3. Partiamo proprio dalla cronaca perché c'è stato l'ennesimo furto alla Polisportiva Terraglio a Mestre. Pesantissimi infatti i danni subiti dal materiale rubato e i danni provocati dagli atti vandalici. Un gruppo di malviventi è entrato dentro il nostro impianto, ha devastato la nostra sede, luogo di cura dove moltissimi disabili ogni giorno vengono a riabilitarsi. Danni ingenti, hanno devastato le cassaforti, stiamo ancora quantificando quanto effettivamente ci è stato sottratto e i danni a tutte le strutture. Siamo veramente esterrefatti se non disperati perché per l'ennesima volta siamo sotto attacco di una criminalità che non guarda in faccia nulla e nessuno, neanche luoghi dove comunemente la gente viene a curarsi. È il terzo colpo in 3 mesi che subisce la sede della Polisportiva Terraglio e di Fisiosport a Mestre. L'allarme è suonato a 00:28, ma è stato disattivato con uno strumento apposito e i malviventi hanno potuto agire indisturbati devastando quanto più possibile. Sono entrati dalla porta secondaria del parcheggio retrostante, poi hanno preso di mira l'ufficio di presidenza, la segreteria, il front office, il bar. Sono stati divelti gli impianti elettrici e sradicate 3 videocamere di sorveglianza, oltre al furto di denaro in via di quantificazione. L'amarezza è tanta. Essere sotto attacco di una delinquenza che non guarda in faccia a nessuno ci dà veramente un forte senso di disagio. Un appello alla giustizia perché tutto questo possa essere non derubricato come danni o come reati secondari, ma ci sia l'aggravante del luogo dove vengono perpetrati. Un luogo non solo di sport ma un punto di riferimento essenziale per le persone con disabilità. Lo stesso luogo dove Bebe Vio trovò la forza per affrontare la sfida di tornare ad allenarsi. E resta ricoverato in condizioni gravi ma non preoccupanti. Il 13enne caduto dal terrazzo nella sua stanza mentre era in gita con i compagni a Viterbo. Resta grave ma non è in pericolo di vita il 13enne di Pellestrina precipitato dal primo piano dell'albergo di Soriano del Cimino in provincia di Viterbo, dove alloggiava martedì notte mentre era in gita con i compagni di seconda media dell'istituto comprensivo Franca Ongaro. Il ragazzo stava probabilmente scavalcando il balcone della sua stanza per raggiungere quella accanto dall'esterno quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Nonostante il terrazzo fosse al primo piano, la discesa del garage interrato sulla quale si affacciava la finestra della sua stanza ha reso più grave la caduta. Per lui fratture ad entrambe le gambe e altre lesioni. L'urlo di dolore disperato quella notte ha richiamato l'attenzione dei compagni e degli insegnanti che sotto shock hanno allertato i soccorsi. Il 13enne è stato trasportato fino a Roma dove resta ricoverato in serie condizioni. Il giovanissimo è stato raggiunto dai genitori mentre la classe ha interrotto la gita in solidarietà con il compagno. Sospesa per le ore di apprensione che si stanno vivendo la manifestazione sulla cittadinanza, festa di fine anno scolastico, rinviata a data da destinarsi. E torniamo a parlare di fine vita. Sul tema è intervenuto anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani.
Il fine vita torna al centro del dibattito politico anche in Veneto, riaprendo lo scontro sulle competenze tra Regione e Parlamento. Il prossimo 3 giugno, proprio a Palazzo Madama, si inizierà a discutere sulla proposta di legge. A pronunciarsi sul tema anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani. È fondamentale dire le cose come stanno in questo senso. Fine vita è un tema di carattere nazionale. Chiunque ci sta ascoltando capisce che non può esistere che una regione disciplini la cosa in maniera completamente diversa dagli altri. Però se vogliamo essere concreti sul punto, la Regione ha una prerogativa che è la legge di iniziativa regionale, una legge statale, quindi che viene proposta al Parlamento e il Parlamento poi può approvarla. Tra l'altro risulta che il Parlamento sta calendarizzando i progetti di legge in materia di fine vita e quindi se vogliamo davvero arrivare a questa discussione dobbiamo scegliere questa strada. Tutte le altre strade portano ad un vicolo cieco. Per il governatore è impensabile che norme su temi così delicati possano valere soltanto in un singolo territorio, da qui l'appello a una disciplina nazionale condivisa. Esiste questa prerogativa da parte della Costituzione, le sentenze della Corte Costituzionale sulla legge toscana e sulla legge della Sardegna che hanno provato a disciplinare in via autonoma, quindi a livello regionale, il fine vita sono state smantellate. Quindi o continuiamo ad andare addosso al muro oppure scegliamo di fare un'altra strategia, quella di proporre un'iniziativa di legge che parte dalla regione e che arrivi però al Parlamento. Solo il Parlamento può disciplinare in maniera organica una disciplina che riguarda i diritti della persona. È ovvio che nessuna regione può decidere in maniera autonoma rispetto alle altre su un tema come questo, sono proprio questioni che tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiarito in maniera netta. Ed è partita la campagna di sensibilizzazione contro il body shaming promossa dall'onorevole Semenzato. Non sei tu a essere sbagliato, è lo sguardo di chi giudica che deforma. Ogni corpo è diverso. La vergogna è negli occhi di chi offende. È lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il body shaming promossa dall'onorevole Semenzato, prima firmataria della legge che ha istituito il 16 maggio la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Ricordo che siamo la prima nazione che ha fatto un provvedimento specifico contro la denigrazione del corpo, che è il primo atto di violenza da cui poi inizia quell'escalation che riguarda tantissimi giovani ragazzi e tantissime giovani ragazze, ma riguarda anche noi adulti. Abbiamo messo il focus sul valore della denuncia, di usare parole gentili online e offline, ma anche di essere promotori della cultura del rispetto e soprattutto in caso di episodi di bullismo di alzare la mano, di rivolgersi ai genitori piuttosto che ai docenti in famiglia per denunciare naturalmente alle forze dell'ordine, perché attenzione, dietro il body shaming, dietro il bullismo c'è un reato previsto dal nostro codice penale, dallo stalking alla diffamazione, alle offese alle persone, fino all'istigazione al suicidio. La campagna presentata davanti a centinaia di studenti all'M9 di Mestre ha l'obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare soprattutto i più giovani sul fenomeno del body shaming. Il ruolo della scuola sull'educazione, soprattutto l'educazione alla lotta contro il bullismo, al body shaming, è un principale, fondamentale. I ragazzi sono maestri prima di noi adulti nell'educarsi ed educare. Dobbiamo solo aiutarli e soprattutto saperli ascoltare nei momenti di necessità, nei momenti del bisogno. Presente il consigliere regionale Borgia che ha raccontato la sua esperienza come vittima di body shaming e che lancia un messaggio. Ho voluto dare voce invece a tutte quelle persone che purtroppo per queste offese si sentono impotenti, si rinchiudono in casa, soffrono e a loro voglio dire: uscite da queste stanze, uscite da questa situazione, cercate di impegnarvi nelle vostre passioni, con le vostre idee, con i vostri valori e cercate di fare qualcosa di speciale. Siglato anche un protocollo con Coldiretti che porterà la campagna di sensibilizzazione nei mercati. E c'è stato un movimentato fuori programma all'M9 di Mestre, dove alcuni candidati sindaco sono intervenuti a sorpresa ad un confronto tra Andrea Martella e Simone Venturini. Incontri ad excludendum. Questa è la sua nozione di democrazia liberale. Ci vogliono anche sbattere fuori. Lei cosa dice? È la sua nozione di informazione alla città di Mestre e Venezia a escludere i 3/4 dei candidati.
Michele Boldrin, candidato sindaco a Venezia con Ora, e Roberto Agirmo, candidato sindaco con Resistere Veneto, irrompono alla sala Cesare De Michelis dell'M9 di Mestre chiedendo di avere voce nel dibattito organizzato dal Gazzettino con Andrea Martella e Simone Venturini. Più defilato c'è anche Luigi Corò, candidato sindaco con Futuro per Venezia e Mestre, anche lui per lo stesso motivo. Secondo voi le persone che sono qua sono venute a sentir voi o gli altri due? Non lo so. Abbiate rispetto per le persone. Io ho molto rispetto. Non sono qua a sentire voi. C'è un applauso, c'è una minoranza clac degli iscritti ai partiti. Per cercare di riportare la calma interviene anche il presidente dell'M9 Vincenzo Marinese. Lei è di nomina politica o di nomina tecnica? Ah sì? Ma no, da chi è stato nominato? Noi per esempio proponiamo che tutte le nomine, inclusa la sua, passino attraverso un advisory board internazionale che guarda il curriculum. Va bene, oggi lei il nostro è il suo CV, non voglio fare polemica con lei. Lei qui a casa non è venuto lei a parlare a me. Sì, perché in una casa privata non può far polemica, punto. Ah, non posso? No, non può far polemica perché questo è un luogo privato. Questo è un luogo privato. E lo sa per pubblico? No, questo è privato. Ah, no. Alla fine Boldrini e Agirmo si siedono in prima fila e il dibattito può avere inizio anche se con qualche intervento fuori programma. Io credo che sia più efficace un dibattito tra i due principali candidati, almeno fra quello che i sondaggi dicono essere che una sfilata di 8 persone, probabilmente interessate a dare il suo proprio ego più che alle proprie persone. No, questo no, piano con le offese. Dovete difenderci voi con le offese. E continuiamo a parlare di elezioni amministrative. Sentiamo qual è la ricetta del candidato di Resistere Veneto Roberto Agirmo per gestire al meglio i flussi turistici a Venezia. Il contributo d'accesso è un'amenità in senso assoluto, è una tassa punto e basta. Noi abbiamo strutturato un piano completamente ristrutturato rispetto a ciò che è adesso, l'abbiamo calibrato in funzione a delle dinamiche che già esistono a livello mondiale. Faccio un esempio. Allora, innanzitutto a Venezia si paga una tassa di soggiorno molto bassa rispetto a altre città, quindi sicuramente aumentare la tassa di soggiorno, ma contestualmente dare l'opportunità ai turisti che sono a pernotare nel nostro comune di poter avere una grandissima opportunità di poter scontare questa stessa tassa attraverso 2 card. Una card molto easy per quanto riguarda coloro i quali stanno a risiedere nel comune per un paio di giorni, che darebbe accesso a una serie di musei ed una serie di scontistiche particolari, e una card sulla stessa fattispecie della New York Pass. Chi c'è stato sa di cosa sto parlando. È una card meravigliosa, ha un costo importante, si parla attorno ai $250 in America, ma comunque faremo la stessa cosa anche a Venezia, facoltativa. Se il turista l'acquista, automaticamente ha accesso a tutti i musei, ha lo sconto del 50% sui trasporti, ha la possibilità di avere interazione con attività commerciali che offrono delle scontistiche per chi ce l'ha, e questo sicuramente sarebbe un incentivo culturale per coloro i quali stanno più giorni nel nostro territorio. Per Roberto Agirmo, imprenditore nel settore turistico e candidato sindaco con Resistere Veneto alle prossime elezioni amministrative, sarebbe dunque questa la ricetta migliore per la gestione dei flussi turistici a Venezia. Poi mi permetto anche di dire che non si può non pensare di trovare una soluzione per i flussi nei periodi di altissima stagione, quindi sicuramente un monitoraggio subordinato ad una preregistrazione, quello sì. E dal nostro punto di vista, che sapete come la pensiamo, questo monitoraggio dovrebbe essere fatto, ma sono esentati i veneti. Agirmo poi, nel commentare l'approvazione di Roma Capitale, aggiunge: Roma Capitale vuol dire sostanzialmente che a Roma vengono dati maggiori poteri a livello legislativo anche e a livello di gestione economica del territorio. Bene, noi con il nostro gruppo di Davide Lovat e Riccardo Sciomsky abbiamo proposto in regione di una cosa banale, semplicissima. Abbiamo detto, dato che a Roma stanno facendo questo, possiamo farlo anche per Venezia. Non abbiamo chiesto molto di particolare, che tra l'altro è molto meno di quello che vorremmo chiedere, quindi abbiamo chiesto soltanto, lo fanno là, possiamo farlo anche qua. E voi, Consiglio regionale, siete d'accordo di portare questa istanza a livello parlamentare? Sapete cosa hanno risposto? Allora, i nostri 2 consiglieri hanno detto ovviamente sì, tutti gli altri perché hanno paura, è la parola giusta, paura di dispettire le segreterie di partito, o hanno il terrore di dimostrare ai cittadini che loro in realtà fanno solo quello che le direttive di partito gli dicono, si sono astenuti.
È una vergogna perché hanno dimostrato una volta di più che una volta che sei agganciato a un partito politico nazionale non sei libero di fare e di pensare. Per respirare devi aspettare che ti dicono respira. Ed è una campagna elettorale itinerante tra la gente, quella condotta dalla lista civica Terra e Acqua per le comunali di Venezia. Marco Gasparinetti segna la casa e la sicurezza tra le priorità del programma. Trovare casa a Venezia e anche a Mestre ormai è un'impresa e sentirsi in sicurezza quando si esce di casa, quindi la casa e la sicurezza sono le due priorità. Assieme ad attivisti, volontari e agli altri candidati della lista civica Terra e Acqua alle comunali di Venezia, Marco Gasparinetti è impegnato in una campagna elettorale porta a porta, un incontro diretto con i cittadini che per esempio in Laguna si è svolto spesso anche con l'uso della barca. È una campagna che non ha bisogno di sedi perché le nostre sedi sono i campi, le calli, le strade di Mestre e le piazze. Noi non apriamo sedi effimere per poi chiudere il giorno dopo le elezioni, non prendiamo in giro gli elettori. Noi per i cittadini e le cittadine ci siamo 12 mesi all'anno e da 12 anni ormai. Campagna itinerante per noi è restare in mezzo alle persone, ascoltarle e sulla base di ciò che ascoltiamo scrivere un programma che è fatto di concretezza, proposte realistiche e realizzabili. Gasparinetti ha denunciato da tempo il problema di un comune che, numeri alla mano, continua ad essere in balia di uno spopolamento che, in controtendenza con gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, si è oramai esteso anche all'entroterra. Noi sulla casa abbiamo 4 proposte molto precise che il senatore Martella ha fatto proprie, quindi è il programma del candidato sindaco che noi appoggiamo. Esenzieri IMU per chi affitta ai residenti, fondo di garanzia per i proprietari, una immediata restituzione alla città degli alloggi vuoti che vanno restaurati e assegnati e a quel punto possiamo anche parlare di limiti alle locazioni turistiche perché non possiamo continuare ad assistere a questa espansione incontrollata e esagerata alle locazioni turistiche. Già presente alle scorse elezioni amministrative e con alle spalle 5 anni di opposizione all'amministrazione Brugnaro, Terra e Acqua fa parte della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Andrea Martella. Quali saranno i prossimi appuntamenti della campagna itinerante? Tutti i quartieri di Mestre e Marghera, i parchi cittadini, Bissuola, San Giuliano, L'Acquerini e ovviamente Piraghetto. Si sente parlare spesso di liste civiche. Cos'è che vi contraddistingue come lista civica rispetto agli altri? Beh, noi siamo civici. Altri si dicono civici e noi lo siamo nei fatti. Monsignor Dianin lascia la diocesi di Chioggia poiché nominato arcivescovo metropolita di Gorizia. Immensa la gratitudine da parte del sindaco Armelao. Monsignor Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, è stato nominato da Papa Leone XIV nuovo arcivescovo di Gorizia. Assumerà l'incarico fra un paio di mesi con l'ingresso ufficiale il 12 luglio. Ancora non si conosce il nome del successore nella diocesi di Chioggia, dove Monsignor Dianin, originario di Padova, rimarrà nel frattempo come amministratore apostolico. A dare la notizia a sacerdoti e diaconi clodiensi è stato proprio lui, che non ha nascosto un certo dispiacere nel lasciare in anticipo, secondo quanto credeva, perché avrebbe voluto concludere alcuni dei progetti avviati. Immensa gratitudine dal sindaco Armelao e dalla comunità clodiense per la sua discrezione, devozione, equilibrio e vicinanza concreta agli anziani, ha ribadito Armelao, ai malati e ai più fragili, così come per la sua sensibilità e il sostegno che ha sempre dimostrato verso il mondo della pesca. Questa nomina, ha detto invece il governatore Stefani, è motivo di grande gioia. E torna l'atteso appuntamento con il Maggio musicale di Marghera, quest'anno con una data unica, è quella prevista per domani venerdì 15 con Maurizio Solieri, e l'omaggio a Vasco Rossi, lo storico chitarrista del rocker di Zocca, porterà dalle 21 sul palco del Teatro Aurora uno spettacolo intenso con i brani iconici e il richiamo a momenti condivisi della carriera con Vasco. E ora spazio alle previsioni meteo di Antenna 3. Per il momento è tutto. L'informazione di Antenna 3 vi dà appuntamento alla prossima edizione. Buona serata.